È accaduto tutto in pochi minuti giovedì pomeriggio nel parcheggio del supermercato Lidl in viale Montegrappa a Feltre, alle 15:30 circa, quando un giovane in compagnia di due amici viene avvicinato da un gruppetto di tre ragazzi. Il loro atteggiamento è minaccioso, gli intimano di aprire lo zaino. Uno di loro fruga tra gli oggetti personali del ragazzo, scorge un paio di cuffiette Bluetooth, le afferra e le passa al compagno. Raggiunto l'obiettivo, i tre si allontanano a piedi, ma la prontezza della vittima è decisiva. Il malcapitato chiama subito il 112 e, senza perdere di vista i ragazzi, li segue a distanza, fornendo indicazioni utili ai militari. Una segnalazione fondamentale. I carabinieri della compagnia di Feltre intercettano il gruppetto in men che non si dica. I ragazzi tentano goffamente di darsi alla fuga, ma vengono bloccati e portati in caserma. Dopo le formalità di rito, i tre, due dei quali minorenni, vengono arrestati con l'accusa di rapina in concorso e la magistratura sta vagliando la loro posizione. Le cuffie sono state recuperate e restituite al proprietario. La vicenda ha destato sconcerto, pur non risultando un caso isolato, anche per la giovane età degli aggressori.